www.containerradio.it. Come ogni giorno, arrivati a quest'ora del nostro pomeriggio, qui a Container Radio si parla di musica e devo dire che il pezzo che andremo a presentare quest'oggi veramente non è niente male, anzi, devo dire che ci è entrato subito nel cuore, si intitola Un'altra idea. Loro sono le Deva e abbiamo con noi per parlarne in collegamento telefonico Roberta Pompa. Benvenuta Roberta. Ciao, buongiorno a tutti, grazie. Benvenuta, ben trovata qui a Container Radio e devo dire che noi ogni tanto ci sentiamo, ci sono sempre dei bellissimi brani da presentare. Grazie, mi fa piacere che dici questo, grazie. L'ultima volta ce l'avevamo visti a Verona l'anno scorso per il premio Beatrice per presentare L'amore merita, poi è uscito l'origine, e poi devo dire che insomma ci sono stati dei cambiamenti nel vostro gruppo, vero? Sì. Siamo partite diciamo un po' per gioco, poi invece questo gioco si è rivelato diciamo una vera e propria realtà forte, non ci aspettavamo il successo che abbiamo avuto con L'amore merita e diciamo che abbiamo visto che l'unione fa la forza, l'abbiamo visto, abbiamo vissuto, l'abbiamo provato sulla nostra pelle, quindi abbiamo detto ma perché non andare avanti, e quindi siamo andate avanti, abbiamo lavorato a un disco che immagino ne parleremo anche dopo, che assolutamente sì. Insomma poi vabbè c'è stato questo cambio insomma che ha visto protagonista la nostra Lauretta subentrare in corsa e con la nascita poi appunto delle Deva. Bellissimo, quindi siamo arrivati, sì. Laura Bono è entrata nel gruppo e devo dire poi questo gruppo che a questo punto ha trovato anche il nome, Le Deva. Esatto, sì, abbiamo deciso di ricollegarci al significato abbiamo deciso di ricollegarci agli elementi che noi rappresentiamo sia nel video dell'origine sia nell'ultimo video di Un'altra idea. Quindi abbiamo voluto rappresentare questi dei dell'antichità, no? I Deva degli elementi, e quindi da questa cosa abbiamo voluto prendere questo nome, anche perché ci piaceva, 4 lettere, Deva di donna e di Eva, la prima donna sulla terra. Quindi diciamo che ha tutto un suo nesso numerico e non, insomma. E quindi quando è arrivata questa proposta Le Deva ci è piaciuto tantissimo, l'abbiamo accettato subito, soprattutto anche per questo motivo che si collegava appunto agli elementi. Noi ci siamo ritrovate per caso a interpretare questi elementi che poi in realtà rappresentiamo benissimo, perché io sono la terra, Greta è l'acqua, Laura è il fuoco e Verdiana è l'aria. Diciamo che anche la scelta degli elementi è stata molto facile per noi, molto istintiva, molto facile. Ecco, non abbiamo avuto da discutere, diciamo, no? Io prendo quello, no. Eravamo tutte sul pezzo, tutte convinte di ciò che eravamo, ciò che volevamo essere, e ci piaceva tanto, insomma, questa idea di collegarci ai 4 elementi. Beh, è arrivato questo nome. 4 elementi, ma 4 sarà anche il titolo del vostro album. Esatto, esattamente, 4 sarà il titolo dell'album, il titolo di una canzone dell'album, tra l'altro di un mio caro amico autore, che saluto, Andrea Amati, ma come saluto poi tutti gli autori del disco. In questo caso nomino gli autori di Un'altra idea, che sono Antonio Maggio, Zibba e Marco Rettani. Poi tutti gli autori, ci sono tanti autori fantastici nel nostro album, c'è anche Tony Maiello, appunto Andrea Amati, ce ne saranno anche tanti altri che piano piano scopriremo, verranno alla luce, insomma, ecco. È veramente una bella famiglia, devo dire, per produrre questo album. Com'è lavorare tutti insieme, Roberta? Allora, è una cosa meravigliosa, perché capita poche volte, è raro di trovare un team di tante persone che guardano tutti nella stessa direzione, credono nella stessa cosa. È davvero duro trovare un team così. Io ho avuto la fortuna di incontrare delle persone magnifiche, delle persone preparate artisticamente, con cui stiamo anche bene umanamente, perciò siamo davvero una bellissima squadra, cioè dagli autori dal nostro direttore artistico, ma qualsiasi, noi siamo in tanti, siamo davvero, hai detto bene, siamo davvero una bellissima famiglia. Fantastico, quindi no, è bello perché devo dire si sente proprio in questo lavoro di armonia, di squadra, è la cosa più bella, devo dire. Beh sì, guarda, davvero stiamo passando un periodo veramente molto bello e siamo molto
cariche, molto molto cariche. Poi adesso appunto anche con la venuta del nome Ledeva, finalmente ci sentiamo una realtà al 100%. Assolutamente. Quindi siamo molto contente di questo. Senti, io volevo capire qualcosina però anche in più dell'album, quello che si può dire, magari qualche piccola anticipazione, Roberta. Sì, ma cosa si può dire? Diciamo che l'album uscirà, come dicevamo prima, a settembre. Si intitolerà 4, avrà 11 tracce, ho già nominato qualche autore. Poi, io invito tutti gli ascoltatori a seguire le nostre pagine, soprattutto la nostra pagina, Ledeva Official, perché lì trovate tutte le news, tutte le anticipazioni, trovate qualsiasi cosa. No, in realtà neanche noi lo sappiamo, no, non è vero. Diciamo che ogni settimana ce n'è una nuova, no? Magari in live. Io vi chiedo, vi dico, seguiteci perché lì sulla pagina trovate tutto. E tra l'altro noi siamo molto social, siamo molto attive noi. Tra l'altro devo dire, sulla pagina si trova veramente anche tutte le varie date del tour, che è ancora ovviamente in fase di definizione, e già state girando l'Italia in lungo e in largo, devo dire. Esatto, sì, ci sono anche tanti appuntamenti, torneremo a Ciano il 19 luglio, saremo il 17 giugno a Pisa, provincia di Pisa, siamo a Pontedera, e poi andremo a Cecina l'11 luglio. Comunque io vi dico di controllare tutto perché adesso poi sono un po' smemorina, diciamo che me ne ricordo quasi tutte le date, ma vado ogni 2 settimane, diciamo, come memoria. Ho l'autonomia di 2 settimane. Beh, noi tra un attimo andremo ad ascoltare un'altra idea, però volevo spendere qualche secondo anche per il video che accompagna questa canzone, Roberta, perché l'abbiamo trovato spettacolare. Qui volevo un po' che ci raccontassi come è stato esserci dentro. Certo, allora, la regia è del grandissimo, mitico Mauro Russo, con cui abbiamo avuto l'onore e il piacere di lavorare, con uno dei registi più richiesti ultimamente, veramente popolando, e eravamo felicissime e emozionate di poter lavorare con lui. Figuriamoci quando è arrivato il video. Quando è arrivato il video eravamo felicissime, molto molto soddisfatte, quindi è stato davvero molto gratificante. Lavorare con Mauro è stato bellissimo, un team di persone pazzesche. Lo abbiamo girato in Puglia e ci siamo divertite molto. Io mi sono divertita particolarmente, perché per chi l'ha già visto, per chi ancora non lo vedrà, invito tutti ad andare a vederlo. Io appunto rappresentavo la terra, perciò mi sono divertita molto con questa terra che in realtà era farina per la pizza o per il pane. Tanti mi hanno chiesto, ma la terra, ma era terra davvero, era sabbia, così no, era farina per il pane. Tra l'altro io ero a dieta, perché figurati, sono entrata in questa stanza, un profumo di pane, di pizza, devo impazzire. Vabbè, un piccolo aneddoto carino, simpatico, diciamo, ecco. Basta, poi cosa posso raccontarti? Greta, poverina, ha patito il freddo. Realmente c'erano delle persone con idranti che le spruzzavano l'acqua, è stata molto coraggiosa, perché faceva abbastanza freddo e l'acqua era abbastanza gelata. Invece Laura si è scaldata, lei col fuoco, e Verdiana, vabbè, anche lei con l'aria. Diciamo che per noi è stato più facile. Greta è quella che ha sofferto di più, questo bisogna dirlo, perché veramente ha avuto molto freddo, cosa dobbiamo dirlo. Anche ne è uscito comunque un video veramente, come dicevo, spettacolare, stupendo, veramente. Sì. Beh, devo farvi i complimenti ancora una volta, Roberta, a te e a tutte le ragazze del gruppo, perché avete prodotto un altro brano stupendo. Non vediamo l'ora che esca l'album, ma poi ne parleremo ovviamente quando sarà il momento. Nel frattempo, certo, Roberta, io ti chiedo, come sempre, adesso lo andremo ad ascoltare il singolo, ti chiedo come sempre di autopresentare il brano a nome tuo e delle altre ragazze, ovviamente, con un saluto per i nostri amici in ascolto. Certo, come no. Io sono Roberta da Ledeva, vi lascio con il nostro brano Un'altra idea, vi abbraccio e
Basta, non sono molto brava come presentatrice, vi abbraccio e vi saluto. Grazie. Grazie mille. Grazie a Roberta Pompa, un salutone ovviamente Ciao, anche a grazie. Greta, a Verdiana e naturalmente Assolutamente. un salutone anche a Laura Bono naturalmente e ci Grazie. sentiamo molto presto Roberta per altri Come no. aggiornamenti. Certo, Buona grazie mille estate. a tutti, grazie. Un abbraccio, ciao. www.containerradio.it